Mi chiedono le ragazze se si possono inclinare appena le luci verso il basso. Verso il basso. No, ma pochi millimetri. Non c'è problema. Meglio. Se tiro su le prendi in faccia. Stanno facendo un concerto. Si mettono a mettere da solo. Nella sola, sono Ragazzi. Quanto ha soffrito per me, oh mamma mia, in questo tempo di strazio profondo. Quando s'affidano alleato a frate mio, senza il fatto né arte né danno. Vidi un Antone suende dai sa mamma, consolati sa cavalletto. Figlio fiore chi s'accera riente, a sudocco e s'aprima campana. Non si podia sopportare tanto dolore, oh mamma mia, e andai via e caipetare, e l'ho fatto a bettaia. Hai morto a frate mio. Sul corpo è distrutto, mamma mia, erois non devi campare. In sa galera podia pane mandicar, frate mio, mandicar terra e via. San Benesardo si ribella, lute via, onde fa che vendetta che care. Fi frate mio e figlio tuo, mamma mia, s'assassino devia pagare. Non si podia sopportare tanto dolore, oh mamma mia, e onde via e caipetare, e l'ho fatto a bettaia.
hai morto a frate mio, non ti perdono mai, hai morto a frate mio, marito e pure mano mia, non ti perdono mai, hai morto a frate mio. No, 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 no. Mi sede, oh, dai come mi guardo, walk all night on a drink of rum, dai come mi guardo, start banana till the morning come, dai come mi guardo, con Mr. Taliban, Taliban. Con Mr. Taliban, Taliban banana. If 6 foot, 7 foot, 8 foot much. If 6 foot, 7 foot, 8 foot much. Dance, mi sadeo. A beautiful bunch, a ripe banana. Hiding that little black tarazza. This is for 7 foot, 8 foot bunch. This is for 7 foot, 8 foot bunch. That's me sede. That's me sede, Mr. Taliban, Taliban. Con Mr. Taliban, Taliban banana.
Con gabbia. Perché anche alcuni gabbiani in città. When the night has come, the land is dark, and the moon is the only light within. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you say bye. So darling, darling, say by me. Oh, say by me. Say now. Say by me. Say by me. The sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay by me. So darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Oh, stay by me. Stay by me. Stay by me. So darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Oh, stay by me. Stay by me. Stay by me. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stay. Stand by me. Non avevamo in realtà in programma stasera di eseguire il Deus, ma è una richiesta speciale che arriva dal sindaco, da Pierpaolo, che in questo momento non può essere qua con noi. Speriamo che insomma torni al 150-200% molto presto, ma mi ha chiesto di dedicargliela e gliela dedichiamo veramente con grande cuore, con grande piacere. Deus ti salve Maria. Oh
Insieme vocale Nova Eufonia, la corale studentesca Città di Sassari. Grazie. Vincenzo, sono venuta di corsa questa sera, ero intenta ad ascoltarvi e mi ero dimenticata appunto il microfono e quant'altro. Sì, sono io, devo correre, però non vorrei strampare e rompermi l'altro polso. Vincenzo, siamo partiti parlando d'amore non potremmo usare, l'amore si declina in tantissime forme. Questa sera vogliamo parlare in particolare dell'amore per la musica, il tuo, quello dei tuoi ragazzi e anche di chi ci sostiene questa sera. Vorrei che appunto ringraziassi tu anche le scuole di musica che ci sostengono. Sì, allora intanto ringrazio l'amico Bruno Camera che anche quest'anno ci sostiene, non è potuto essere qua stasera, ma la sua presenza si fa sempre sentire con il sostegno concreto, materiale, ma anche con la simpatia e tutto, diciamo, tutto l'amore che ha comunque per questo luogo, per il territorio, attraverso la scuola civica di musica Meilogu e quest'anno con un aiuto anche dalla scuola civica Wilcher Barigadu, scuola civica anch'essa. E queste due scuole civiche ci stanno aiutando quest'anno e quindi ringrazio l'amico Bruno Camera per questo sostegno in collaborazione con il comune non viene mai a mancare per regalare comunque al territorio la possibilità di fare musica e di regalare musica specialmente fra i giovani, quindi grazie davvero. Grazie Vincenzo, l'ho fatto dire a te perché non sarei mai riuscita a pronunciarlo in modo corretto. No, allora adesso volevo anche ringraziare altri nostri sostenitori partendo dalla Grimaldi Sardegna, perché il Festival delle Bellezze sceglie ogni anno dei Green Partner, quindi questo è il terzo anno che la Grimaldi ci sostiene, è un'azienda leader nella mobilità sostenibile, perché il Festival delle Bellezze sceglie dei Green Partner appunto non a caso, perché il suo intento, uno dei tanti temi che il festival ha a cuore è quello della sostenibilità ambientale, il fatto che tutti noi possiamo agire anche attraverso dei piccoli gesti quotidiani per cercare insomma di contribuire a tenere il nostro pianeta il più sano possibile. È difficile, lo sappiamo, i cambiamenti climatici ormai sono una realtà, ce ne rendiamo conto tutti i giorni anche insomma con gli eventi estremi a cui assistiamo, però facciamoci caso, almeno noi insomma possiamo dormire con la nostra coscienza quantomeno a posto, perché almeno ci abbiamo provato, ecco. E l'aspetto della sostenibilità ambientale è uno tra quelli che ha permesso anche quest'anno al festival di far parte di una rete bellissima, di un brand importante della Camera di Commercio di Sassari che è Salute e Tribu, è un sistema virtuoso di marketing territoriale che supporta tutti gli eventi del nord Sardegna che sostengono le nostre identità, le nostre tradizioni. Sono circa 100 eventi, anzi sono proprio 100 quest'anno, e quindi è importante perché ci facciamo un po' di promozione uno con l'altro, perché riempiamo di significati la parola rete, quindi ringraziamo anche Salute e Tribu. Ora appunto è il momento di continuare questa serata che abbiamo intitolato Bolughe e Boves a Satomu Desure con l'ospite che ci sta per raggiungere. Ora Pierpaolo, illuminaci a giorno, perché non so se c'è, penso che sia arrivato, suppongo di sì. Sulla fiducia. Lui è un artista e musicista di fama internazionale, noto in particolare per la sua straordinaria abilità nel beatbox. Per chi non lo sapesse, è la capacità di riprodurre suoni con la bocca e con le corde vocali, unita all'uso personalissimo e non convenzionale dell'armonica e a sonorità elettroniche. Nato a Cagliari, è legatissimo alla sua terra, ma fin da piccolo ha avuto un'estrema curiosità per tutto il mondo, per le culture, per tutti i popoli, una curiosità che appunto lo ha portato in giro per il pianeta. Ha raggiunto il grande pubblico, in particolare con la partecipazione e la vittoria di Italia's Got Talent nel 2016, e poi ha continuato appunto questa sua avventura nel mondo. È orgogliosamente un artista di strada, perché è proprio sulla strada che si incontra l'umanità più autentica, e ogni tanto lascia la strada per portare il suo stile, che fonde generi
e culture sui palchi dei festival più importanti in tutta Europa, ma è andato anche in America, Abu Dhabi, Giappone, Corea, insomma davvero tutti e 7 i continenti, portando questo stile unico fatto di contaminazione e sperimentazione, perché lui collabora anche con artisti di generi più differenti, senza dimenticare anche le nostre tradizioni, come per esempio ha portato nella sua musica anche le launeddas, perché la musica per lui come per noi può davvero tutto ed è libertà allo stato puro. Quindi preparatevi a un'esperienza musicale davvero unica con Moses Concas.
passi all'esterno del corpo, però adesso e visto il giorno. Che ce l'ha giù. Lo puoi portare in questi spot ne abbiamo trovato 2, abbiamo altri 4 stanchi, però sono 7 lettere a 40 Michelangelo ci racconta com'è nato l'uomo, ma ce lo dà perfetto, nel meglio della sua crescita animale. È troppo bello, è troppa natura per essere uomo. Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre, perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Noi siamo gli eredi di chi ha perso il paradiso terrestre. Bisogna ripercorrere questa storia in un mondo che ormai sembra destinato allo sfacelo. Ma c'è chi nasce con una particolare esigenza di essere fuori dal mondo e di non rispondere a tutte le leggi che governano la società. Così improvvisamente si sente condannato. Quando hai capito questo, però, sei salvo. Quando hai capito che non essere di qualcuno è essere universali, essere più vasti, allora lì è la felicità.
parole. L'olio di parole sono le parole dei poeti, perché l'olio addolcisce tutto, addolcisce tutti gli attriti. Fammi poeta, fai in modo che le mie parole siano olio. È un invito a stare insieme, perché la poesia dovrebbe essere questo, un invito a stare insieme, in pace. Ciao Antonio Di Renzo. Ciao a tutti ragazzi. È forte, forte.
And I don't care of yesterday, 'cause I will focus on today, 'cause I'm astray. Yeah. And yes, I hope that you're okay, 'cause I will walk the night and day, 'cause I'm astray. And I'm looking for the thing, so I will find happiness. So I keep on walking straight, 'cause I'm astray. And I am with you, my friend, even when I'm lonely. And so I keep on walking straight, Il liceo di Mossi. 'cause I'm astray. Perché non si vede And no matter who you are, I'm astray. And no matter what you say, and no matter where you go, I'm astray. And even while you pray, you know why? 'Cause you just keep on walking straight, keep on walking straight. But you're all straight, man. You're all straight, remember. Doesn't matter who you are, yeah. And no matter what you say, and no matter where you're going, and even while you pray, you know why? 'Cause you just keep on walking straight. But you're like me, you're just straight, you're just straight. I just wanna say, please, 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 mama, don't cry for me. 'Cause I wanna stay on the street, and I'm living my life so free. And you should be proud to feel, what it seems to be, what it seems to be. Just please, 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 mama, don't cry for me. Yeah, 'cause I wanna stay on the street, and I'm living my life so free. And you should be calm to feel, what it seems to be, what it seems to be. Oh yeah, what it seems to be.
I'm free, I'm mine. 'Cause I'm as free, I'm as free, I'm mine. 'Cause I'm as free, I'm as free, I'm as free. Siamo randaggi, canta come Torralba, dai. 'Cause I'm as free, I'm as free, I'm mine. 'Cause I'm as free, I'm as free, I'm mine. 'Cause I'm as free, I'm as free, I'm as free. Yes, one more time, let's go. Yeah, 'cause I'm as free, I'm as free, I'm mine. 'Cause I'm as free, I'm as free, I'm mine. 'Cause I'm as free, I'm as free, I'm as free. 'Cause I'm as free. Grazie. A 4 anni mi è arrivato un regalo da mia nonna, si chiamava Liduida, e mi portò un'armonica come questa. Mia nonna, ho il ricordo forse di tanti bambini. Entravo in casa, era matematico, aveva un'armonica in bocca e un'altra mano su una Bontempi degli anni 60 che funzionava malissimo, ma non voleva che se ne, insomma, che gliene regalassero altri, rimaneva là questa Bontempi. E succede questo: avevo 20 anni, mi stavo laureando in fisica, mi mancavano 3 esami e ho perso uno dei miei migliori amici. E la tristezza è arrivata, come arriva per tante cose nella vita, non si può comandare il corso della vita. E quindi faccio una scelta, scelgo di tornare a essere felice, prendo un volo di sola andata per Londra e comincio a suonare per le strade. I miei amici mi dicevano che ero pazzo, perché di fatto l'armonica non l'ho mai suonata né da professionista, neanche vicino da professionista. Però c'avevo un ricordo. Sapete qual era? Era mia nonna. E mi sono ricordato che la musica non è qua, la musica è tutta qua. E quando ce l'hai qua dentro sei arrivato. E quindi sono andato per le strade, ho seguito il mio sogno e continuo a farlo ogni giorno. Ed è per questo che vado sui palchi e sulle strade ancora, e per ricordare a tutti che i sogni bisogna acchiapparli, anche nei momenti più difficili, perché da lì nascono i fiori, come diceva quel bel pezzo. E quindi se siete in un momento difficile, siete nella buona strada, siete nel momento nel quale potete fare il cambiamento. E io lo vivo ogni giorno questo, e vi ringrazio. Grazie a tutti.
Ci sono storie che iniziano e dopo lasciano un segno, ed altre che invece mi sembrano come un disegno infantile, una casa, un cortile in 3D, una penna in stile.
un autunno in aprile, sì. Storie che finiscono, dicevo, di tempo perso a credere, ad annaffiare le edere, vederle alzarsi e cedere, giocare a darsi e cedere, ricredersi ed eccedere, pesare ciò che dici, guarire da ricordi e cicatrici, cercare di essere felici, ma sì. E tornare giovincelli, andare in bici, in fondo, è quello che mi va. E grido per la strada ad alta voce in questo mondo. Io sono armonica con libertà, ta, 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 ta. Io sono armonica con libertà, ta, 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 ta. Sono armonica con libertà, ta, 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 ta. Io sono armonica con libertà, ta, 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 ta. E sì, tu puoi cambiare strada, decidere che fare, finta di sapere dove andare, oppure scegliere di sbagliare, ma sai che tanto tutti siamo storie senza fine quando parlano di noi. Io ho visto lingue con le spine, nelle bocche di chi noi crediamo eroi, ma se io ci parlo, perché una libertà espressiva di chi sa farlo, senza cerbita emotiva, ma una voglia di tacere che prevale, è un istinto non verbale che rimane, ma ormai deluso da promesse troppo vane, in questo sputo di speranza retroattiva. Io mi accontento di un sorriso e un po' di pane, di una pacca sulla spalla mi serviva. Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Dai, la canta con me. Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Sono armonica con libertà, ta 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 ta. One more time. Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Sono armonica con libertà, ta 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 ta. Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Così quando fa la puccia di Grazie mille a tutti, grazie di cuore Vincenzo Cossu, facciamo un applauso a tutto il coro di maestro Vincenzo Cossu, un applauso forte, facciamo un applauso fortissimo per il Festival delle Bellezze, ringraziamo tutti i tecnici, Marco, meravigliosi, grazie di cuore ragazzi. Niente, questo spettacolo si chiama Armonica Libertà, la sto portando in giro un po' per il mondo, adesso in Austria.
Adesso ci avrò un po' di tour in Sardegna, poi arriverà fino all'America questo gennaio a Los Angeles e San Diego, porterò questo tour. Sono molto orgoglioso come sempre di essere sardo e quindi vi porto sempre nel cuore con questo grande forte orgoglio e amore. Ma sono davvero felice di essere ritornato in quest'isola. Adesso sto facendo un sacco di bei progetti, poi insomma vi racconterò, se mi seguite nelle pagine, vi racconterò un po' tutto quello che sto facendo, ma di fatto sto raggiungendo davvero giorno per giorno la felicità ogni giorno, ed è questo credo che sia l'obiettivo, perché la felicità non è mai perenne e quindi è importante cercarla ogni giorno in ogni gesto. E quindi vi ringrazio di cuore a tutti voi, perché il Festival delle Bellezze con una persone così belle come siete voi sicuramente calza a pennelli, davvero siete una bellezza. Grazie di cuore a tutti. Grazie. Penso che siamo arrivati, se vuole salire a fare 2 parole, ok. Ho cercato di spaccare il minuto io. Grazie davvero, fighissimo! Grazie. Fantastico. Vincenzo, Volevo dire, hai fatto tacere il vento. hai Complimenti. visto il vento, si è fermato ad ascoltarti. Grazie, è stato clemente con noi. Alla fine. Infatti ti vogliamo anche consegnare un ricordo di questa serata. Ora Vincenzo, attenzione Vincenzo, no è lì, Vincenzo, è lì a sinistra nella prima. Ah, è qua. Allora, ragazzi, un volontario. Delle ragazze? Sempre lui, non è giusto. Ecco Bruno. Grazie Il mille. ricordo di quella della serata. Grazie, me lo Grazie metterò davvero, in studio, amore. grazie di cuore, davvero. Grazie di pensiero, davvero. Quindi, prima di lasciarci con... Ah, visto, è poi il suo fan club. Se volete siamo anche riempiendo insomma un po' di stadi con alle gruppi di Bruno. Faremo in modo assolutamente, il fan club si sta organizzando, faremo Bruno, grande, uno di noi, grazie. Ovviamente siamo arrivati al momento di ringraziamenti, a cui io e Vincenzo teniamo tantissimo, perché tutta la macchina del festival è un grande ingranaggio e tutti sono fondamentali per farci proseguire in questo viaggio. Quindi ringraziamo anzitutto il comune di Torralba. Non so se Valentina voleva risalire, non so se no, eccola là, ok. Benissimo Valentina, grazie davvero, grazie al sindaco Pierpaolo Mulas, a tutta l'amministrazione comunale, a Nadio Acanu, la responsabile dell'Uraghe per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi della provincia di Sassari e Nuoro, Maria Grazia Gambella e tutta la cooperativa La Pintadera che gestisce con amore questo bellissimo sito, la Camera di Commercio di Sassari per supportarci attraverso Salute e Trigu, la Scuola Civica di Musica Melogu con Bruno Camera e la Scuola Civica di Musica Il Cerbarigado. grazie Vincenzo, la Grimaldi Lines, la Confindustria Centro Nord Sardegna, la Fersago e la Fondazione Maria Carta. I protagonisti di questa serata hanno aperto la Corale Studentesca Città di Sassari e l'insieme vocale Nova Eufonia. Tutti nudi, no ragazzi, c'è troppo freddo. Oggi no, oggi no. Hai capito? Dicevo noodles e hanno fame. Va bene. Comunque io mi aspetto il nuda prima o poi, Nuda! Prima o poi, no, oggi c'è freddo. Ancora un enorme, grandissimo applauso a Moses. E poi i nostri ragazzi, tutti quanti, accompagnati come sempre dalle loro splendide famiglie che ci aiutano davvero tantissimo. Il pianista Carlo Morittu. Che belli che siete! Tutto il nostro staff video con Sardinia Live, Cesare Dorati, Chico Piu, Antonio Masia, Leonardo Fideli, Iviso Image di Paolo Marras per riprese aeree
è riuscito a sfuggire ai pipistrelli, ai gabbiani, ai volatili, insomma, che aveva cercato di attaccare il drone. Oh, è vero, li avete visti? No, non sono impazzita. Il nostro fotografo azzurro come Vanni Azzu. Il service audio e fonica Marco Pinna, 9 fonia Angelo Spanu. Il service luci per averci illuminato d'immenso Pierpaolo Lubinu con Angelo Piras e Davide De Riu. Il nostro ufficio stampa Luca Foddai, il social manager Stefano Cherchi e lo staff sicurezza antincendio con Bruno Piu e Mario Conconi e tutta la loro squadra. Gabriele Conconi, Gloria Costo, non so se ci sono stasera, grazie lo stesso. La Croce Azzurra di Ossi per l'ambulanza e poi lui, il nostro splendido direttore artistico. Siamo contenti ancora di più per averlo qui questa sera, ci ha fatto molto preoccupare, ma è ancora qui con noi Vincenzo Cossi. E naturalmente non può mancare il ringraziamento per la nostra conduttrice Manuela Muzzu. Forse è il caso che spieghi un attimino. Vedete, purtroppo io domenica notte, tornando dalla tappa di Valle d'Oria, ho avuto un colpo di sonno alle 2:30, 2:15 di notte, ero in macchina e ho invaso la corsia opposta, sono finito in cunetta, ho danneggiato la macchina gravemente, ma sono uscito praticamente illeso. Un doppio miracolo, perché 20 metri prima c'era un enorme muro di cemento e un enorme palo rivestito di cemento di questo spessore, e anche senza quello, se fosse arrivata in quel momento una macchina dall'altra corsia, non sarei qua probabilmente a raccontarvi tutto questo. Invece sono vivo, vegeto e soprattutto totalmente illeso. E mettiamola così, perché altrimenti è inutile fare il professore, il maestro, tutto quello che volete. Ho imparato la lezione che devo cercare, almeno su certi fronti, di non tirare troppo la corda e anche di farmi aiutare un pochettino. Quindi la vita è bella e sono contento di essere qua a dirvelo. Quindi... E allora, permettimi di dirlo, ringraziamo la buona Stella che ha salvato Vincenzo. Sì. Tutti noi abbiamo una stella che ci guarda e ci protegge, ne sono sicura. E quindi grazie davvero a tutti quanti voi per essere stati con noi qui stasera, per averci accolto con calore, per aver accolto con davvero tanto entusiasmo, ma ne eravamo certi, Moses, perché siamo davvero contenti di averlo avuto qui questa sera, perché è stato davvero un'esperienza unica, perché lui è davvero unico. E quindi grazie ancora. Seguiteci sulle nostre pagine social e Facebook e Instagram, così potete sapere insomma quali saranno le prossime tappe del festival. La più vicina è il prossimo 31 luglio a Sassari, nel chiostro di Santa Maria di Betlem, per l'8ª edizione di Voci per i Candelieri. Quindi daremo il via, avremo tantissimi cori. Sì, allora sarà bellissimo e sarò brevissimo. Oltre naturalmente, come sempre, l'insieme vocale Nuovofonia e la corale studentesca, che si esibiranno separatamente, la corale in apertura e l'insieme vocale alla fine, e forse ci sarà anche una piccola sorpresa, un nuovo brano appena imparato, speriamo insomma che sia pronto per il giovedì. Ma avremo anche la Polifonica Santa Cecilia di Sassari, uno dei cori più importanti della Sardegna, il coro sardo di Florinas, e ci sarà a metà spettacolo una piccola sorpresa. L'interprete, la cantante sassarese Rita Casiddu, farà un intermezzo, 3 brani, voce e chitarra, dedicati al decennale della scomparsa di Pino Daniele. E quindi un bellissimo omaggio a questo grandissimo cantautore partenopeo nell'arco della nostra rassegna tradizionale Voci per i Candelieri. Al chiostro di Santa Maria di Betlem, la notte che precede l'inizio del mese dei Candelieri, per segnare appunto il mese che ci permette di dire a tutti quanti, e ve lo dico anche a voi, a 100 anni! Grazie a tutti, vi auguriamo buonanotte con Moses. Grazie a tutti. Grazie. Seduti. C'è un altro spettacolo per questa cosa.
Sì, no, eravamo noi che riflettevamo. Ancora. Io ho fatto mi sono svegliato, no bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sì, una mattina mi sono svegliato e ho trovato un invaso, un partigiano, portami via. Io bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sì, partigiano, portami via, che mi sento di morire se muoio da partigiano. Io bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio, canta con me da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Io bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, e tutti quelli che passeranno. Io bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Su tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Io bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sì, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, libertà.
Seppellire lassù in montagna, mio bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, e tutti quelli che passeranno, mio bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sì, tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, mio bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sì, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, tutti insieme a libertà. Morti per la libertà, grazie mille. Grazie a tutti di cuore, davvero, grazie. Grazie davvero. Grazie al coro qua che ha fatto davvero il coro, siete meravigliosi, love you, love you, love you. Ragazzi, grazie a tutti davvero, buonanotte, è stato bellissimo, Buonanotte, grazie a tutti. grazie a tutti.